Ulisse in Sicilia e i luoghi del mito, questo è il titolo della mostra organizzata dalla Regione Siciliana e presentata all'interno del Parco Archeologico di Bosco Littorio a Gela, un percorso espositivo allestito dalla Sovrintendenza Beni Culturali di Caltanissetta e visitabile fino al prossimo 10 ottobre, che racconta il paesaggio dell'eroe greco in Sicilia. L'opera centrale è la nave di Gela, databile tra il VI e V secolo a.C., rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della cittadina rivierasca, che per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa nel quale hanno partecipato il presidente della regione Musumeci, l'assessore ai beni culturali Samonà, il sindaco di Gela Greco, la sovrintendente ai beni culturali Vullo, il direttore del parco archeologico Gottuso, presenti tra gli altri anche i parlamentari regionali del luogo. Che opportunità può essere per Gela e per l'economia siciliana, e dopo la mostra che cosa resterà? Beh, intanto Gela ha tutte le carte in regola per diventare una tappa importante nel patrimonio archeologico dell'isola. Questa è la città dove Eschilo decise di venire ad abitare e a morire. E questa è una città che ha tutto quello che serve per cambiare la sua fisionomia e il suo modello di cultura. La mostra è soltanto l'apertura di una nuova fase. Subito dopo c'è il museo finalmente delle navi antiche, c'è la riqualificazione del museo archeologico, c'è il richiamo del parco archeologico, tutte iniziative che il mio governo ha voluto realizzare in questi 5 anni, e poi c'è l'iniziativa che la città di Gela con i suoi operatori, con la gente viva e attiva può promuovere, perché questa città, assieme a una industrializzazione compatibile, possa anche seguire l'obiettivo di un'economia turistica alimentata dal segmento culturale. Lei ha parlato di errori fatti, ci sono stati ritardi, il restauro è stato ultimato nel 2015, ora siamo nel 2022 e parte la mostra. Qual è la sua analisi da questo punto di vista e che cosa si può correggere? Io credo che oggi non serva fare valutazione sugli errori del passato, parlo di un passato di almeno 70 anni, non serve. Oggi serve cominciare da quello di cui già disponiamo e guardare avanti. È quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo come governo regionale. È un'impresa difficile, non semplice, per la refrattarietà, per la diffidenza che ancora permane anche in una parte della burocrazia e della società civile. Però bisogna avere la tenacia per perseverare su questo percorso e superarlo. Il cambiamento di mentalità è un processo assai lento ma inevitabile. Io credo che questo evento dedicato a Ulisse e al mito che lega Ulisse alla Sicilia possa rappresentare davvero il migliore inizio per una stagione diversa. Ora possono convivere qui a Gela? Sì, se l'industria è compatibile, se l'industria è sostenibile, se l'industria non è pesante. Gli errori del passato debbono servirci non a rinnegare quello che è stato fatto, ma a condannare gli errori, le scelte assolutamente inopportune, a correggerle per guardare avanti con maggiore ottimismo. Presidente, Gela fa parte della Costa del Mito che va fino a Selinunte con la DMO, ecco, può essere più un valore aggiunto anche? Noi abbiamo bisogno di alimentare il mito. La mitologia fa sognare il visitatore, fa sognare il turista, oltre ad essere un fatto culturale e identitario. L'uno e l'altro, come fanno nelle regioni del nord, hanno bisogno di essere valorizzate ed esaltate. Ed è quello che stiamo facendo noi e che abbiamo fatto a Forlì, quando abbiamo mandato una parte della nave antica, parliamo del VI secolo a.C., che ha trovato l'apprezzamento di migliaia e migliaia di visitatori. Quindi la materia prima c'è già, non dobbiamo inseguire i miracoli, dobbiamo soltanto capitalizzare quello che abbiamo. Ci saranno anche altri interventi su Gela come sulle mura Timontee, insomma Gela è un vasto bacino archeologico. Il vecchio museo archeologico lo stiamo riqualificando, stiamo completando il museo della nave, abbiamo creato lo spazio espositivo per la mostra su Ulisse, abbiamo istituito dopo 20 anni il parco archeologico, erano cose che potevano essere fatte 10, 15, 20 anni fa.
le abbiamo fatte noi, io garantisco fino a novembre, dopodiché poi guardiamo quello che viene dopo. E cosa avviene dopo, Presidente? Ci anticipi qualcosa? Io in questo momento non mi occupo delle vicende romane, preferisco occuparmi delle vicende siciliane. Abbiamo tanti problemi, abbiamo tante emergenze strutturate e stiamo promuovendo la cultura. Io credo che tutto questo richieda già abbastanza impegno. Quello che arriverà da Roma lo vedremo, presumo, nelle prossime giornate o nelle prossime ore. Intanto è una mostra importante che ha richiesto un lungo lavoro scientifico e di preparazione. Inauguriamo venerdì pomeriggio e direi non soltanto i turisti ma anche noi siciliani e chiunque può venire a Gela per scoprire 85 reperti, alcuni siciliani, altri provenienti da importanti musei nazionali, alcuni provenienti da Atene, grazie a un accordo di collaborazione con il Ministro della Cultura della Repubblica Greca, e al centro di questa mostra la nave più antica, la bellissima nave di Gela, in un allestimento diverso rispetto alla mostra di Forlì, con una parte della nave a Forlì e qui invece con l'intero corpo dello scafo. Ecco, è un'occasione importantissima, direi non soltanto per Gela ma per tutta la Sicilia. Gela è una città ricca di tante testimonianze archeologiche, forse poco valorizzate. Ecco, come Regione Assessorato alla Cultura pensate in questo senso di investire in promozione? Direi che intanto abbiamo accompagnato la mostra con un importante progetto di comunicazione e quindi la mostra sarà pubblicizzata sulla stampa nazionale, non soltanto dunque non ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi dicendo siamo i più belli, siamo i migliori, ma soprattutto il Parco Archeologico di Gela proprio nei giorni scorsi ha dato il via a una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri siti archeologici di competenza che mirano a restituire decoro e mirano a riprendere il tema della fruizione su tanti luoghi non soltanto di Gela ma anche di tutto il territorio della provincia di Caltanissetta. Per noi è importantissimo, se teniamo conto che Gela è stata una delle città più importanti della presenza greca in Sicilia. Un momento importante oggi per la città di Gela con la presenza del Presidente della Regione, dell'assessore Samonà, insomma questo viaggio di Ulisse nel mito con il Bosco Littorio che fa da museo a cielo aperto. Parliamo di questa iniziativa, quanto può essere importante anche per il futuro dello sviluppo turistico a Gela? Sicuramente è un evento importante e significativo perché partendo dal presupposto che il ritrovamento della nave greca arcaica nei fondali del mare di Gela, unica al mondo, ha arricchito un patrimonio storico, archeologico e culturale della città di Gela che era già significativo. Con questo ritrovamento abbiamo l'ennesima opportunità per rilanciare un settore importante e fondamentale qual è quello del turismo, segnatamente del turismo archeologico, approfittando di tutte anche le nostre bellezze, le nostre ricchezze dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del mare, delle spiagge, dal punto di vista anche culturale e archeologico. Questo patrimonio di inestimabile valore che secondo me è destinato anche a crescere se solo si pensa di intensificare quelle che sono le attività di ricerca, non solo in tutto il sottosuolo del territorio di Gela ma anche nei fondali del mare di Gela, siamo certi di poter ancora ulteriormente arricchire questo patrimonio che già esiste ed è alquanto rilevante. Devo dire pure che negli anni, per un'industrializzazione che abbiamo avuto, probabilmente le classi dirigenti che nel passato mi hanno preceduto si sono prevalentemente preoccupati di far crescere l'economia
dal punto di vista imprenditoriale e industriale, trascurando un settore che per vocazione territoriale, qual è quello del turismo, sicuramente può essere una leva di rilancio di questo territorio. È una cosa sulla quale noi intentiamo puntare in maniera forte, decisa e determinata, convinti come siamo che questo patrimonio di inestimabile valore, per tutte queste bellezze e tutte queste ricchezze che noi abbiamo, vanno solo promozionate, pubblicizzate, valorizzate, e siamo convinti che questa vocazione può consentire una ripresa e una rinascita del territorio, perché di turismo e di questi beni non so quante altre città possono avere queste bellezze e queste ricchezze come quelle che abbiamo noi, e quindi è un peccato non approfittarne, non utilizzarle e non sfruttarle al meglio. Siamo a Bosco Littorio, con una zona particolare di Gela, ce la può descrivere brevemente per chi magari ci ascolta, ci vede? Bosco Littorio è uno dei siti che certamente rappresentano la storia di questa città. Abbiamo tanti reperti, da qui a poco verrà inaugurato il Museo della Nave, dove verrà sistemata in linea definitiva la nave greca arcaica. Abbiamo questa terrazza di Bosco Littorio, c'è tanto altro patrimonio che è chiuso e recintato in queste mura di Bosco Littorio. Abbiamo a De Passe anche il museo che è in una fase di ristrutturazione, ci sono pure le mura al Timoliontè che certamente rappresentano un altro sito importante da visitare e da riscoprire in maniera significativa. Credo che sono tante, ripeto, le bellezze e le ricchezze che possiamo esporre al mondo intero. Sì, è un evento importante non solo per il comune di Gela ma per l'intero territorio. Io sono convinto che non si possa crescere da soli, però bisogna partire da qualche parte. Qui noi lo stiamo facendo come parco archeologico, rimettendo in funzione i vari siti. Abbiamo già fatto la consegna dei lavori per diversi cantieri, riparte tutta l'attività di messa in sicurezza dei siti, anche con l'intervento della forestale, con l'efficientamento energetico, per cui molti sono gli interventi. La mostra di Ulisse ha il compito di fare ripartire il circolo virtuoso, perché richiama sicuramente l'interesse dei visitatori che poi dovranno diventare turisti, che dovranno soggiornare nel nostro territorio. Il nostro obiettivo come parco è quello di lavorare extramenia oltre che intramenia, per collaborare con il contesto territoriale e fare in modo che il patrimonio immobiliare dei privati possa contribuire, creando attività ricettive, a fare in modo che si possa fare base qui da noi per visitare l'intera Sicilia. Anche la Costa del Mito ha voluto essere presente oggi a questa iniziativa del Presidente della Regione, la presentazione della nave di Ulisse, un momento importante che segna anche per il vostro distretto un momento di crescita da un punto di vista turistico e culturale. La DMO ha il suo territorio che va per l'appunto da Gela sino a Selinunte e poi si irradia sino alla provincia di Caltanissetta, e questo momento di riapertura delle attività culturali importantissimo a Gela segna un momento importante, perché Gela è una delle porte della Costa del Mito, di questi 150 km che si candidano a diventare un prodotto turistico definito e attraente. Avere un grande attrattore culturale anche sull'altro fronte, noi dalla parte di Selinunte per adesso c'è, a parte il parco archeologico, anche la mostra sulle macchine da costruzione, e da quest'altra parte abbiamo questa mostra su Ulisse e il mito che appunto richiama tutte le tematiche fondamentali della Costa del Mito. Siamo molto contenti, siamo presentissimi, collaboreremo ovviamente alla promozione anche di questo territorio e quindi andiamo avanti con grande fiducia.